Grandissimo Rino Gaetano, questo brano riproposto da Giusy Ferreri, ma il cielo è sempre più blu su Studio 90 Italia in questo martedì 31 maggio alle 10:50. Il buongiorno vi giunge da Paola 4, ma sono molto contenta perché quest'oggi è venuta a trovarci un insegnante, pensate, un insegnante di social. Lei si chiama Loredana 2.0, è veramente un grande piacere. Buongiorno Loredana. Buongiorno Paola, grazie a Studio 90 Italia per avermi ospitata, buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci seguono, hashtag buongiorno a tutti. Ecco, grazie, sono veramente contenta di ospitarla all'interno del mio programma perché finalmente ci deluciderà su delle cose che magari non sappiamo riguardo il mondo dei social. Sì, molti. Sei in grado di comunicare rapidamente? Un po' sì. Tu sei online H24? Quasi. Fai parte di una community social? Qualcuna. Sei inserita in almeno 32 gruppi WhatsApp, compreso quello dei genitori degli amichetti di tuo figlio dell'asilo? Allora signorina, io veramente figli non ne ho. Hashtag appunto. Ecco, e quindi cosa devo fare? E quindi non sei nessuno? No. Hashtag non esisti. Bene. Tu in questo momento sei come un formaggio senza la puzza. Non male direi. Sei un equilibrista, grillino senza la rete. Questo mi lascia perplessa onestamente. Tu sei Maurizio Costanzo, senza la dentiera. Buona. Indifeso. Ecco, vabbè, se lo dice lei. Meno male che ci sono io, guarda, meno male per te e per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sempre così nervosa lei? Sì, grazie a me lezioni di social e quindi si potrà imparare benissimo. Bene, da dove cominciamo e cosa ci presenta da oggi? cosa cominciamo? Dall'inizio, no? Da dove vuoi cominciare? Ecco. Hashtag si comincia dall'inizio. Ma ci mancherebbe, sia calma per favore, guardi, perché mi agita. Tu pensi di saper fare il selfie perfetto? È facile, no? No, sbagliato. Hashtag sbagliato. Il selfie è una forma d'arte vera e propria e bisogna avere una forma d'arte, sì, bisogna avere un approccio tecnico ma anche artistico, perché si ha l'attitudine a voler fare tutte cose da solo. Hashtag occhio che si diventa ciechi. Come si fa questo selfie quindi? Che bisogna fare? Ci sono due versioni. Sì. La prima versione, senza asta da selfie. Sì, cioè? Hashtag senza asta. E come si fa? Aprire la mano. Ecco, ci provo. Dritta, Provo così, con Paola. lei. Aprire la mano dritta col pollice parallelo. Ecco, provo. A tipo schiaffo della mamma mediamente incacchiata. Lei ne ha presi tanti, vero? Hashtag mamma incacchiata. Sì, hashtag Far mamma. aderire lo smartphone. Sì. Quindi aprire leggermente a cucchiaio il palmo della mano. A cucchiaio. A tipo schiaffo della mamma seriamente incacchiata. Ah, vabbè. Hashtag il papà quando serve non c'è mai. Se lo dice lei. Quindi aprire la mano a tutela dello smartphone. Paola, sempre sì. costa un botto. Hashtag fin domestic. Possiamo prenderlo a rate quindi, no? Quindi No. metterlo in sicurezza tra indice e anulare. Lasciando così, guarda, il mignolo. Sta avvenendo una paresi, A controllo della situazione. Sì. Provate amici a casa e provate a farlo anche voi. Inquadrare i soggetti nel Sì. selfie vanno inquadrati dall'alto verso il basso, formando con il braccio un angolo di 60 gradi. Sì. Sorridere e con il pollice libero scattare a ripetizione. Ma è un po' tante, no? 300 scatti uno buono c'è però. Se lo dice lei. Ed è fatto, così è tutto fatto, a posto, non è Poi facile. c'è il selfie con asta. Ecco, che se è complicato sarà più facile questo, Prima no? di tutto bisogna andare dal marocchino a comprare l'asta da selfie. Ecco. E lì comincia il marocchino che ti dice no, e prenditi la cover di Gigi D'Alessio, tu no, la cover no, e prenditi l'accendino a forma di gabinetto e tu l'accendino no, e prenditi questo, e prenditi la pellicola, hashtag non mi rompere che abbassisi e dammi l'asta e basta, no, e ti compri l'asta. La cover di Gigi D'Alessio, poverino, mica male. Silenzio. Scusi. Selfie con asta, Nervosissima. hashtag con asta. Sì. Creare Hashtag con asta. un angolo di 120 gradi tra il braccio e l'asta. Sì, proviamo. Fare attenzione che l'asta non deve entrare nell'inquadratura. Ok, Giusto? ci proviamo. Sorridere e scattare come se non ci fosse un domani. Scusi, cosa vuol dire come se non ci fosse un domani? Come se devi morire. Ma qual è la faccia di uno Hashtag ti sto ammazzando. Vabbè, mi scusi. Vabbè, mi Ah, scusi. è importante. Cosa? Se si sta facendo una foto di gruppo Sì. e si è più bassi, Sì. è necessario fare un piccolo salto per entrare nell'inquadratura. Hashtag salto con l'hashtag. Vabbè, veramente. Ed è fatto, no? Tutto fatto. No, certo, tu direi che è tutto fatto. No, foto, condivisione e caccia like. No, non funziona così. Altrimenti io qua che cosa ci sto a fare? No, intanto dovrebbe stare un pochino più calma lei, eh? Va studiato Cosa? l'orario migliore per postare il selfie. Sì. Il commento di accompagnamento più appropriato. Pure. Niente deve essere lasciato al caso, Ci Paola. mancherebbe, no, Non per siamo carità. alla Palermo Calcio, va. Ultimamente direi neanche al Catania, però E vabbè. non ti hashtag gacchiare se No, la no. tua amica ha 100 like più di te. Io? Sì, perché evidentemente lei ha studiato Eh. e si trova già al secondo livello di corso di social. Hashtag quando c'è cultura c'è tutto. Ci mancherebbe altro. Devi trascorrere le prossime 7 ore a cancellare tutte le foto inutili che hanno bloccato la memoria del tuo smartphone. Sicuramente. Sì, no, sì. Hashtag cerco lavoro. Adesso io ho premura. Hashtag
Hashtag buongiorno a tutti, me ne vado. Alla prossima lezione. Grazie. Hashtag secondo me lei ha bisogno di una camomilla anche doppia, direi. Grazie. Comunque Loredana 2.0, grazie davvero, è sempre così nervosa. Tornerà sicuramente per il prossimo appuntamento per la lezione social numero 2. Non oso immaginare, amici, non oso immaginare, ne approfitto perché vorrei salutare anche gli autori di Loredana 2.0, questo personaggio fortissimo, secondo me, Salvo Rinaudo e Marco Pommar, davvero vi abbraccio forte, siete fortissimi anche voi. Hashtag vi saluto. Ecco che vabbè, ogni tanto ritorna anche lei. E allora, a proposito di hashtag, dovete sapere che fuori c'è il sole. Senta, visto che lei è così brava ad annunciare e a parlare in hashtag, mi annuncia questa canzone di Lorenzo Fragola, tanto deve dire quello che dice sempre. Hashtag non me lo ricordo. Hashtag fuori c'è il sole. Hashtag fuori c'è il sole. Noi torniamo tra poco. Lei si calmi, andiamo a prendere una camomilla. Adesso andiamo a prendere una camomilla io e lei, perché non è possibile che lei sia così nervosa. No, la vuole una camomilla? Shh. No, per carità. C'è lui, c'è Lorenzo Fragola che salutiamo tra poco, amici. Vi ricordo, a parte a mezzogiorno, il nostro appuntamento chef con la pasticceria Aiello, chissà cosa prepareranno. E adesso arriva Rosario Bella. Aspettando